Buon pomeriggio amici di Sportisli, giorno 4 qui a Ronzone, ci vedete illuminati dal sole, ma vi assicuriamo che non è sempre stato così. È giusto qui un raggio di sole che ci illumina, ma fino a pochi istanti fa siamo stati bagnati dalla pioggia ed è proprio con la pioggia che si è inaugurata questa giornata qui a Ronzone, tant'è che la giornata di Rosanero non è iniziata sul campo, bensì in piscina, dove la squadra di Corini ha svolto un po' di recovery. Ma per partire da ciò che è successo a telecamere accese, si è presentato oggi il nuovo arrivo Vasic in conferenza stampa e gli abbiamo posto qualche domanda. Si è dimostrato un ragazzo molto umile, molto ambizioso e ci ha detto senza mezzi termini che ha voglia di dimostrare quelle che sono le sue qualità, nonostante la giovane età. Quali sono state le tue prime impressioni? Impressioni, il ragazzo intanto molto molto umile, anche se nella sua voglia comunque di dimostrare, di spaccare il mondo, un giovane, 20 anni, quindi tanta voglia di fare, tanta voglia di far capire, anche se lui ci ha detto che non gliene freghi più di tanto di quello che è il price tag, cioè del cartellino del prezzo, che alla fine lui pensa al campo. Ma io direi, se tu Chiara sei d'accordo, di andare a vedere le immagini offerte dall'ufficio stampa del premio pubblicato il video su YouTube. Noi abbiamo raccolto qualche stralcio, ve lo proponiamo e poi lo commentiamo qui in diretta. Allora, io essendo serbo, mi sono sempre ispirato a Milinkovic-Savic come giocatore, diciamo, essendo anche serbo nazionale lo seguivo e lo seguo tuttora. Sicuramente la cosa che mi piace di lui è ovviamente come usa il fisico e come usa anche la qualità, quindi è un giocatore che fa anche tanti gol e quindi è sempre in aria, e sa costruire, quindi è un giocatore abbastanza completo. Io ovviamente sono un giocatore diverso, però insomma cerco di migliorare anche nelle piccole cose, per esempio anche semplicemente le trasmissioni, i passaggi, proprio per cercare di limare tutti i dettagli per diventare un giocatore completo, ecco. Stare qui a Palermo per un giovane come me è incredibile. Io veramente quando ho appena avuto sentito insomma, che il Palermo mi ha voluto e ho detto subito di sì, perché per un giovane così, essere una società ambiziosa, per un giocatore come me può solo che migliorare, crescere e sognare. Quindi per me il fatto di essere stato pagato, insomma quello che è stato detto, io ti dico la verità, sono un ragazzo che lavora in campo, che fa quello che mi chiedono e darò tutto sicuramente sul campo e cercherò di dimostrare al campo il mio valore. Il fatto dei paragoni è ovvio che mi fa piacere, però diciamo che Mandorlini mi aveva paragonato a Giorginio perché ce l'ha avuto, e magari perché quando ero giovane lui mi ha tirato su e insieme anche Giorginio stesso era stato tirato su da Mandorlini, quindi magari in me vedeva qualcosa di simile. Per quanto riguarda Tardelli, sono tutti giocatori che anch'io sogno un giorno magari di diventarlo. Sono sempre stato un giocatore, diciamo, d'utile, facevo sia la fase offensiva che difensiva. Ovviamente, avendo avuto molti allenatori, mi hanno fatto fare diversi ruoli e quindi ho imparato a, diciamo, sia difendere che attaccare. Ovviamente nell'ultimo anno, l'anno scorso, appena passato, eh, giocavamo molto con l'inserimento delle mezzali, quindi ti dico che mi sono trovato veramente bene. Palermo ha tanti tifosi e a noi sicuramente ci dà la spinta per fare le cose ancora più in grande, quindi per noi è importantissimo avere i tifosi a fianco e sicuramente quella carica che ci danno ci aiuta anche a noi a spingere di più in campo, a non mollare fino all'ultimo. Non sento le pressioni della piazza, e queste le dichiarazioni che mi hanno più colpito di Vasic. Nonostante la giovane età, è uno dei pochi che arriva a Palermo e dice non mi importa più di tanto di quanto questa piazza pressi i giocatori, perché io mi sento in grado di sostenere queste pressioni. Non è da tutti, mi colpisce e sono sicura che a livello di personalità sia un giovane che potrà dare molto a Eugenio Corini. Sì, fa piacere che proprio sia un giovane a dimostrare, qualcuno potrebbe dire spavaldo, qualcuno potrebbe dire così, imprudente, però è la dimostrazione anche della bontà del lavoro, secondo me, dell'acquisto fatto dal Palermo e noi lo stiamo vedendo in campo in questi primi giorni di allenamento, a parte una piccola seduta in cui ha lavorato
precauzionalmente a parte, le altre volte lo abbiamo visto sempre sul pezzo, molto cercato dai compagni che cercano anche così di metterselo sotto l'ala protettiva. Poi il paragone con Milinkovic-Savic va da sé, tra l'altro Savic e Vasic potremmo dire una specie di anagramma, è del cognome del sergente che tra l'altre cose è appena andato in Arabia. Potremmo avere a Palermo il suo erede, chi lo sa, anche perché lui ha detto molto chiaramente che a proposito di nazionale lui sogna la chiamata della Serbia, pur essendo di Campo San Piero, provincia di Padova, comunque ha origini serbe, il passaporto serbo, quindi probabilmente preferirà tra le due la chiamata della Serbia. Ma per questo c'è ancora tempo, per il momento pensiamo al Palermo. Esatto. E tra l'altro, a proposito di Palermo, c'è da dire che finora Vasic è l'unico innesto giovane del calciomercato del Palermo, anche se sicuramente ne arriveranno altri per questioni di liste, al momento questo è. E quindi non ci resta che parlare di quelli che sono i senatori che stanno arrivando a Palermo, uno su tutti, Roberto Insigne. Roberto Insigne, che abbiamo visto la regia ha mandato, credo, la clip dal campo di Roberto Insigne, che è il quinto nuovo arrivo in casa Palermo. Le elenchiamo molto rapidamente: Lucioni, Ceccaroni, Vasic, Mancuso, il fantasista fratello d'arte, che tra l'altro, come abbiamo potuto scrivere anche nella presentazione, nell'identikit pubblicato questa mattina subito dopo l'annuncio ufficiale che è arrivato poco prima delle 10, dell'arrivo dell'ex giocatore Frosinone, ha debuttato in Serie A proprio contro il Palermo nel 2013 a Palermo, in una partita stravinta dalla squadra allora allenata, se non ricordo male, da Walter Mazzari, uno 0-3 senza ammissione di repliche per la squadra rosanero, e in quella circostanza appunto il debutto in Serie A. Quindi il Palermo ce l'aveva nel destino Insigne, che ha vinto, che è salito 3 volte in Serie A con il Parma, col Benevento e col Frosinone, l'ultima delle quali insieme a Fabio Lucioni, che è stato presentato ieri alla stampa. Giocatore di grande qualità, giocatore che ha firmato un pluriennale con la formazione rosanero. Tra altre cose continua questo fil rouge Palermo-Frosinone che non ci lascia mai, possiamo dirlo. Qui lo stiamo vedendo ancora in pratica con gli allenamenti. Io direi, Chiara, se sei d'accordo, di far vedere appunto le prime immagini dell'arrivo di Roberto Insigne a Querronzone. È arrivato questa mattina, però ufficialmente si è presentato, tra virgolette, alla stampa poco dopo l'ora di pranzo. Distanza e basso, non c'è che si può fare. Ciao ciao, ciao a tutti. Buona giornata. Ciao. Ci siamo. Torniamo in diretta, abbiamo visto le immagini dell'arrivo di Insigne, non si è ancora presentato a parole alla stampa, ma ha dimostrato di avere le qualità per stare in questo Palermo già dal campo. Tra l'altro qualche tifoso nei giorni scorsi, quando abbiamo pubblicato le sue foto con la maglia del Frosinone, ci ha scritto finalmente lo potremo vedere con una maglia diversa, e oggi infatti l'abbiamo visto con una maglia diversa sul campo, e ha già dato mostra di tutta la sua caparbietà. Subito in campo Corini non ha esitato un momento, lo ha spedito subito nel tridente, e come possiamo vedere dalle immagini registrate in questa seduta pomeridiana che è appena finita, hanno provato gli inserimenti sul secondo palo, e già è emerso un bel feeling con i compagni di reparto. Sì, subito, tra l'altro, quando c'è stata la classica partitella di fine seduta, Roberto Insigne è stato schierato in quello che attualmente potremmo considerare il tridente delle meraviglie, in un certo senso, con il perno, l'elemento stabile, l'elemento di continuità, ovvero sia Matteo Brunori al centro, ai suoi fianchi Leonardo Mancuso e Roberto Insigne. Sappiamo perfettamente che lì in mezzo sono pronti a scalpitare anche Checco Di Mariano e Nicola Valente, che io, ci sono pochi dubbi su di lui, ma lo vedo molto già bello in forma, già bello pimpante, tra l'altro fresco di matrimonio, quindi probabilmente anche ulteriormente caricato dalle recenti nozze con la sua storica compagna. E tornando a Insigne, sì, lo abbiamo visto carico, l'abbiamo visto subito volenteroso, pronto a far bene. Tra l'altro lo aspettiamo ovviamente in sala stampa
nei prossimi giorni, anche per approfondire qualche curiosità sull'attesa, visto che comunque ha vissuto in treno negli ultimi 2 giorni, visto che tra Milano, Torino, Roma le ha praticamente attraversate tutte. Adesso finalmente è arrivato a Ronzone, sicuramente Corini conterà su di lui, inevitabilmente ha fatto un po' di scarico, ha fatto qualche corsetta a fine allenamento. Abbiamo visto anche il suo primo gol con la maglia rosanero, seppure in allenamento, Lo abbiamo ovviamente. visto e lo avete visto anche voi sulla nostra pagina. Anzi, a proposito, ricordiamo chi ci sta guardando di seguire Sportisili sui nostri profili social, ovvero sia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, sul canale YouTube, dove potrete trovare tutti i contenuti in live che stiamo producendo qui da Ronzone, e non solo, come nel caso ad esempio di Pillole di Sessa, che domani eccezionalmente, e non il venerdì come solitamente siamo abituati, andrà in onda. Tra l'altro, piccola sorpresina, domani il nostro Aldo Sessa insieme a Benny Forestiere saranno in avanscoperta in quel di Terrasini, se non ricordo male, Isola delle Femmine, al Saracen Park Sense, perché ci sarà il meet and greet con Davide Moscardelli, col classico, col celebre Barba del calcio italiano. Tra altre cose ringraziamo l'ufficio stampa della Caver Academy per averci invitato nella versione di Lorenzo Anfuso, ma torniamo al campo, perché Insomma, noi siamo away, ma c'è chi rimane a away casa. fino a un certo punto. Sì, torniamo al campo perché comunque di cose da dire ce ne sono. Assolutamente sì, anche perché a proposito di pillole di Sessa, Aldo Sessa vi illustrerà tutti i movimenti di calciomercato delle squadre siciliane, ma noi da qui non aspettiamo altro che gli arrivi del Palermo, e ce ne saranno ancora tanti altri. Questo calciomercato che sta entusiasmando i tifosi del Palermo, e ci sarà ancora qualche sorpresa ad opera di Leandro Rinaudo. Qualche sorpresa, ma inevitabilmente qualche partenza, come potrebbe essere quella di Samuele Massolo. Invito anzi la regia a inviare proprio il contributo sul portiere, sullo storico ormai numero 12 del Palermo, giunto alla sua terza stagione, al suo terzo ritiro in maglia rosanero. Qualcuno ieri ci aveva scritto Sì. che si era allontanato dal ritiro, in realtà assolutamente no. È ancora qui fino a pochi istanti fa, si è allenato con la squadra, ha svolto la consueta partitella con la squadra, quindi vi possiamo assicurare che per il momento non è ancora partito. Non è ancora partito, però non è da escludere che parta nei prossimi giorni, anche perché sembra essere stata trovata la destinazione ideale per lui, ma anche per le società in ballo, visto che nelle ultime ore si è diffuso il rumor di una riapertura della trattativa tra Palermo e Vicenza, proprio sull'asse dei portieri. Da una parte Massolo, che si riavvicinerebbe a casa in un certo senso, visto che lui comunque è del nord Italia e andrebbe a difendere i pali della prestigiosa e dell'ambiziosa formazione biancorossa, ricorda, allenata da Aimo Diana, ex calciatore del Palermo, e poi farebbe il percorso inverso invece De Planche, che è portiere dell'Under 20 della nazionale, vice campione del mondo, lui che è stato anche premiato con il guanto d'oro, quindi miglior portiere della competizione, arriverebbe a Palermo così ad affiancare Mirko Pigliacelli nel ruolo di portiere per la prossima stagione. Sarebbe anche un cambio importante dal punto di vista regolamentare, perché andrebbe via un over e arriverebbe un under, e questo male non fa mai per la Serie B. Da capire ovviamente la formula, perché non si può parlare in questo caso di scambio, ma si tratterebbe di una doppia operazione, anche perché il Vicenza dovrebbe cedere il 40% dei proventi dalla cessione di De Planche al Milan, e si tratta comunque di una cifra importante, quasi la metà dell'investimento del cartellino. Sempre in uscita, come accennato anche ieri Aldo durante Pillole di Sessa, in ordine di potenziale uscita ci sono Damiani, Bro e Soleri. Per Soleri si attende più che altro l'arrivo di un altro attaccante, ma sicuramente con l'uscita di un over il Palermo avrebbe maggiore margine di manovra. Per i giocatori di cui stiamo parlando comunque si tratterebbe di un'opportunità per trovare il campo in modo più frequente, per dare mostra delle loro qualità, ma certamente nel caso in cui qualcuno dovesse rimanere ci sarà anche spazio alla corte di Eugenio Corini, come abbiamo visto l'altro anno dello scorso anno. Insomma, i nomi che non sono, tra virgolette, graditi all'allenatore sono quelli che sono rimasti fuori dalla rosa. Per il resto tutti stanno partecipando agli allenamenti e sono tutti ben integrati. È il gruppo che in questi giorni si è mostrato molto 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 sereno. Assolutamente sì, tu hai fatto bene a citare anche chi fa parte, diciamo, a livello burocratico dell'organico, ma non lo fa in termini di presenza e ritiro. Basti pensare a Silipo, basti pensare a Fella, basti pensare a Crivello, a Maronga ad esempio, per citarne giusto alcuni. Tutti i giocatori in questo momento stanno cercando di accasarsi. È chiaro che non farebbero parte del listone da presentare prima della prima giornata, anzi, a proposito, ora torniamo anche sul calendario,
perché ieri sera è stato estratto il calendario nella bellissima cornice del lago di Como. Sono tutti giocatori che stanno cercando una loro destinazione. In questo momento quello più in potenziale di partire è Peppe Fella, che ha tanti estimatori in Serie C, ed è anche un giocatore, tra virgolette, più semplice da accontentare. Per Silipo ci sono stati anche degli abboccamenti, un paio di squadre pugliesi che giocano in Serie C. La sua destinazione sarà sicuramente la terza serie. Per Crivello è probabile che si parli addirittura di una rescissione del contratto. Assolutamente sì. Ma torniamo al calendario, visto che l'hai accennato, facciamo un piccolo break per quello che è stato il sorteggio di ieri. L'esordio, come ben sapete, sarà a Bari, mentre il campionato si chiuderà contro il Südtirol. Un calendario abbastanza impegnativo, soprattutto per quel che riguarda il girone di andata. Assolutamente sì, si chiude con la finalista perdente, si apre con la finalista perdente dei playoff e si chiude con la grande sorpresa dell'anno scorso. Qualcuno sostiene che il Sudtirolo quest'anno potrebbe arrancare perché tanti giocatori stanno andando via o sono in procinto di andare via, però sappiamo quanto bene lavora Mister Bisoli per il Bari, inutile dirlo. Mentre qui torniamo sempre sul trend topic che a Ronzone, diciamo, le api la fanno da padrona. Ho fatto anche una mezza rima e dicevo, il Bari è sicuramente una delle potenziali protagoniste. Tra l'altro Palermo in questo momento non conosce ancora il nome della sua prima avversaria al Barbera, perché come ben sappiamo, come avete anche potuto vedere e potete anche vedere sui nostri canali social, oltre che sul nostro sito, la seconda giornata accanto al nome Palermo c'è una bella X che sta a significare che una, potenzialmente, tra Regina e Brescia verrà a giocare al Barbera, se non erro, il 26 di agosto, se non ricordo male, perché poi ci sarà l'infrasettimanale del 30, e quindi ricordiamo però che non sarà a Bari, al San Nicola, il debutto del Palermo, perché il Palermo debutterà il 12 agosto all'Alberto Picco di La Spezia contro i bianconeri di Massimiliano Alviti, squadra che a sua volta si sta muovendo molto bene perché vuole tornare subito in Serie A. Spesso sottovalutato lo Spezia nei racconti degli addetti ai lavori, chi sale dalla B alla A. Attenzione perché tra l'altro, a differenza di quello che magari si è visto l'anno scorso contro il Torino, Palermo con un cantiere aperto e Torino già bello pimpante e bello attivo, questo sarà un test molto più attendibile per il campionato. Assolutamente sì, tra l'altro il tabellone è cambiato in virtù delle ultime vicissitudini giudiziarie. Inizialmente l'avversario doveva essere il Cagliari, diciamo che a livello scaramantico è un cambiamento che non ci dispiace. Sì, e tra l'altro non dimentichiamo che a proposito di questa situazione, Regina, Brescia, ricorsi e controricorsi, occhio anche alla data di inizio del campionato, perché non è detto che il campionato parta il 18 e 19 agosto, 17, 18 e 19 agosto, perché dal venerdì alla domenica sarà un primo turno lungo, ma saranno tutti lunghi dal venerdì al lunedì, si giocherà praticamente quasi tutte le partite, tranne quando ci saranno le infrasettimanali, proprio perché per rispettare, come ha detto anche il presidente federale Gravina, per rispettare tutti i gradi di ricorso per tutte le società, che in realtà alla fine sono tre, perché sono la Regina, eventualmente il Brescia se venisse accolto il ricorso della Regina, e il Siena se non ricordo male in Serie C, ma anche il Foggia comunque è intenzionato a ricorrere. Si potrebbe arrivare anche alla data del 28 agosto, che è quella, se non ricordo male, quella dopo il TAR, adesso non ricordo, il Tribunale del CONI. Il Tribunale del CONI, con in mezzo il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, il tanto chiacchierato TAR del Lazio, che è sempre sinonimo di lungaggini burocratiche nel nostro calcio, di cui siamo anche un po' stanchi, diciamocela tutta. Quindi probabile che il campionato slitti, ma inutile mettere il carro davanti ai buoi, dobbiamo sempre aspettare date definitive. Su questo ci aggiorneremo nei prossimi giorni, ovviamente. Il sole sparisce proprio quando stiamo per chiudere. Speriamo non torni la pioggia. Anche su questo vi aggiorneremo nei prossimi giorni. Posso fare una piccola domanda? Ringraziamo Mister Corini che ha deciso di far fare recovery e piscina al Palermo mentre diluviava, in modo tale da evitarci di prendere la pioggia allo stesso. Grazie Mister. Va bene, speriamo che sia così anche nei prossimi giorni, il sole ci assiste, quindi salutiamo chi ci ha seguito e ovviamente rinnoviamo l'appuntamento a domani con Pillole di Sessa e con l'appuntamento mattutino da qui da Ronzone. A presto! Ciao!